Amici di Fanner, benvenuti al circolo sportivo Maurizio Melli, dove sta per avere luogo la 30ª e ultima giornata del campionato di seconda categoria. Protagoniste dell'incontro il W3 Roma Team e lo Stagni di Ostia. Tutto pronto per l'inizio dell'incontro. Il primo calcio della partita sarà per i giocatori in maglia rossa, ovvero gli Stagni di Ostia, che attaccheranno da sinistra verso destra, mentre in maglia nera il W3 Roma Team, che attaccherà da destra verso sinistra in questa prima frazione di gara. Palla verso Sgaramella, la gira, ma subito recupera il W3. Palla per Giovannetti, che va a lancio lungo, dove però si trova in fuorigioco Manelli. Sgaramella la lascia a Lucioli. Lucioli preferisce andare da Pompei, che prolunga ma recupera subito il W3 con Ciorciolini, che però sbaglia il disimpegno, sbaglia di impostare l'azione offensiva. Ancora Lucioli verso Pompei, la gira verso Carosi, lancio in avanti a cercare Sciarretta, che riesce ad arrivare sul pallone ma glielo strappano, quindi recupera Scafetti, la gira verso Sigillino. Un disimpegno pericoloso per Figura, che comunque riesce a girare per Giovannetti, che va da Scafetti. Continuano a giocare, nessun fallo, la palla in mezzo, messa da Sisto, che non trova Guarneri. Comunque un'azione offensiva per gli Stagni di Ostia, anche se fosse arrivata da un intervento falloso da Scafetti. Palla verso Figura ad impostare il numero 4, lancia lungo dove è salito Ciorciolini, vuole andare al cross, si libera bene di Lucioli, però se la porta sul mancino. Lui è destro naturale, torna indietro da Cervelli, che di prima intenzione cerca di aprire verso Baldassarre, recupera lo Stagni di Ostia, palla verso Sciarretta, che va da Sisto con il tacco, cerca nuovamente il numero 7, la palla passa, Figura riesce ad intervenire, la gira sulla destra verso De Paulis, ancora per Figura, che apre col mancino, cercare Manelli, può arrivare sul pallone il numero 9, forse spinge, è stato fischiato un fallo ai danni di Lucioli. Marcheggiani andrà a rinvio. Riesce a svettare numero 11 Caldarozzi, però non riesce a trovare Guarneri. Comunque ottengono una buona rimessa in zona offensiva i giocatori in maglia rossa, della quale si occuperà Pompei. La gira verso Persi, ancora per Pompei, che va da Caldarozzi, che cerca di girarsi, la mette in mezzo, è una buona palla sulla quale però svetta Giovannetti, ancora Pompei sul pallone, cerca di addomesticarla Caldarozzi, pulisce l'area De Paulis, ancora viva l'azione dello Stagni di Ostia con Caldarozzi che cerca di girarla con l'esterno, non trovando però nessun compagno, la palla esce addirittura dal campo, quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo, un rinvio dal fondo, del quale si occuperà Gerardi, che la gira per Cervelli. Per Sigillino, che è pressato, deve uscire Gerardi, può arrivarci Sisto,
Bravo il portiere ad anticiparlo e a rinviare. Ancora comunque in pressione i giocatori di maglia rossa. Chi se lo poteva immaginare un inizio di gara così preponderante per i giocatori dello Stagni di Ostia. Pompei al rinvio, ancora per Pompei, la strappa Ciorciolini ma con un fallo di mano. Sul pallone Caldarozzi. Parte ora Caldarozzi, il pallone in mezzo, sul quale svetta anticipando tutti Ciorciolini, autore peraltro del fallo, anzi De Paulis, scusate. Giovannetti con Scafetti. Chi viene fermato fallosamente. Figura imposta verso Sigillino che torna da Giovannetti. Cerca e trova tra le linee Manelli, la palla per Sigillino che preferisce allargare verso Baldassarre che può puntare la difesa, è entrato in area di rigore, il numero 11 cerca di metterla in mezzo, forse trova una deviazione ma forse il pallone era già uscito, quindi si partirà da un rinvio dal fondo, comunque una buona occasione per la squadra di casa. Partita divertente in questi primi 7 minuti di gioco con gli Stagni di Ostia che hanno iniziato bene, ma il WT Roma Team ogni volta che riparte può rendersi pericoloso. Il lancio di Marchegiani nella zona di Persi che riesce ad intervenire, poi salta Giovannetti, recupera Baldassarre, già da Scafetti che va da figura, si libera bene di Persi, poi alza la traiettoria, non riesce ad arrivarci Scafetti. Bene invio Giovannetti, non colpisce però bene il pallone, recupera quindi Sgaramella. Supera due avversari, poi cerca addirittura un'apertura per Guarneri che cambia gioco verso Sciarretta che sbaglia però le misure del passaggio, del cross. Girardi per figura ad impostare il numero 4 come di consueto. Sigillino si impegna e prolunga verso Scafetti che si libera bene dalla pressione di Sciarretta, la gira verso figura e la strappano. Sciarretta insieme a Sisto, può andare ancora il numero 7, può pensare addirittura al tiro, poi la scivolata di Cervelli che è legale, quindi si ripartirà con il possesso per il WT Roma Team con Ciorciolini. Ora figura, la gira per il capitano Cervelli che cerca di prima intenzione Ciorciolini ma capisce tutto, Persi che apre ma capisce tutto, in questo caso De Paulis che allarga. Ora la palla per Manelli che alza la traiettoria e diventa quindi imprendibile per Monti, ma ancora buona per il numero 9 che questa volta cambia gioco nei pressi del numero 11 Baldassarre che la stoppa, la sovrapposizione di Scafetti, preferisce andare al tiro. Baldassarre, ottima occasione. Palla ancora buona per Monti, tenta addirittura il tiro da posizione molto defilata, poi la gira per De Paulis. Ora figura, con una finta di colpo si libera bene dell'avversario, poi cerca il pallone filtrante in mezzo, ma i suoi compagni avevano fatto tutti in movimento
verso il pallone e nessuno è andato in profondità. Comunque 2 buone occasioni nell'arco di 1 minuto per il WT Roma Team. Prima il tiro di Baldassarre, poi il tiro di Monti. Sgaramella gioca verso Canu, che torna dal capitano Lucioli. Ora ancora Sgaramella, va in avanti da Guarneri, la strappa Giovannetti, può ripartire, cerca con l'esterno il pallone per Ciorciolini che stoppa, poi non riesce più a trovare il sinistro, la mette in mezzo per Manelli che sbaglia però il tiro da ottima posizione, ottima occasione ancora per il PV3 Roma Team. Tutto bene in questa azione tranne il tiro finale. Comunque stanno entrando in gioco i giocatori del WT Roma Team dopo un inizio migliore per la squadra ospite. Ora già ben 3 occasioni negli ultimi minuti per la squadra di casa. Ora Marchegiani va a rinvio, si può impegnare Guarneri ma anticipa tutti Carosi. La palla ancora buona per Carneri che preferisce cambiare gioco nella zona però di Scafetti che va a rinvio. Manelli riesce ad intervenire, allarga però trovando Monti in controtempo perché voleva il pallone in profondità ma gliel'ha servito arretrato, non è più riuscito ad arrivare sulla sfera, quindi il numero 8 in maglia nera Pompei. Controfallo, quindi si ripartirà da una rimessa per il WT Roma Team questa volta, della quale se ne occuperà De Paulis. Va a cercare Monti che si impegna insieme a Pompei ma forse commette fallo e così secondo l'arbitro. Lucioli andrà a rinvio, cambia gioco cercando il terzino destro Sgaramella che ha un po' di campo per riuscire ad andare a rilancio a cercare Caldarozzi che la mette giù, poi cerca un gioco di gambe, cambia nuovamente gioco nella zona di Sciarretta, lo chiude molto bene Scafetti che però concede un calcio d'angolo anche se non è molto d'accordo il numero 3. Calcio d'angolo che verrà battuto da Sciarretta. La palla messa in mezzo, viene rinviata da Baldassarre ma è ancora buona per Canu, cerca il tiro, poi ancora la conclusione però esce. Sempre passaggio per figura, ora per Manelli che stappa benissimo, trova la sponda per Sigillino che apre i pressi di Baldassarre che riesce a stoppare il pallone, poi vuole puntare Sgaramella che non si fa superare ma concede angolo, il primo per il WT Roma Team quando siamo arrivati al 14° del primo tempo. Della battuta del corner si occuperà Figura che lo batte corto per Baldassarre che supera subito il primo avversario, poi cerca addirittura il tiro da posizione impossibile, trova all'esterno della rete, buona occasione. Marchegiani verso Sgaramella, ora Lucioli, ancora per Sgaramella che va in profondità, interviene Giovannetti, la tiene viva Carosi, la palla per Sisto che combatte con Ciorciolini che però gliela strappa, quindi Giovannetti apre nella zona dei Monti, pallone troppo lungo.
pallone per Carosi che si gira, Sigillino interviene, poi Caldarozzi verso Sgaramella, va da Sciarretta, Scafetti interviene, Canu verso Carosi che cerca Sciarretta che viene atterrato fallosamente. Solo la battuta Sciarretta, una buona posizione per effettuare un cross, anche se in area di rigore stanno solo 3 giocatori in maglia rossa, ora arriva anche il quarto che è Canu. Parte ora Sciarretta, interviene con il petto molto elegantemente, figura, poi riparte la palla verso Manelli. Ciorciolini cerca il filtrante per Monti che si impegna e riesce ad arrivare addirittura sulla sfera, cerca di metterla in mezzo, interviene Lucioli, altro corner per la squadra di casa. Sulla battuta figura il movimento di Giovannetti, pallone sul secondo palo, la chiama Marchegiani e la fa sua anticipando Manelli. Ora Sgaramella per Carosi, anzi per Canu, ora Carosi che va da Pompei, ora Caldarozzi, può puntare Ciorciolini, lo supera, poi cambia gioco molto bene verso Sgaramella che si accentra, poi cerca un pallone filtrante ma è troppo larga la traiettoria del passaggio del numero 2. Gerardi ora per Giovannetti, può salire, lo lascia per Figura che è pressato, quindi torna dal 6 che va a rilancio nella zona di Lucioli, che torna da Marchegiani, la pressione di Baldassarre, rischia un po' Marchegiani, trova Sgaramella, si libera bene della pressione di Sigillino, il numero 2, poi cambia gioco, interviene Ciorciolini, Figura verso Sigillino, ancora per Ciorciolini, bello il triangolo fra i 3 giocatori del WT Roma Team, poi la strappa però Caldarozzi, non trovando nessun giocatore in profondità. Sigillino trova Manelli, interviene bene il capitano Lucioli, poi il passaggio verso Sciarretta, interviene ancora Giovannetti, poi Scafetti ancora per il numero 6, Sigillino pressato da Carosi, la lascia a Giovannetti che va da Cervelli, Figura, ora Giovannetti, il pallone verso Manelli, forse viene spinto da Lucioli, intervento pulito, secondo il direttore di gara. Scafetti verso Carosi che sbaglia. Scafetti va da Manelli,
che prolunga ma non trova nessun compagno. Sgaramella trova Carosi, che ha un po' di campo, preferisce servire Pompei, che la restituisce al numero 5, ancora ad impostare, perché il lancio lungo nella zona di Persi, capisce tutto Cervelli, ancora Giovannetti, figura, non interviene, quindi recupera Carosi con l'esterno, l'apre verso Caldarozzi, serve ora Sisto, ancora per Caldarozzi, che può pensare addirittura al destro, poi rientra ancora il numero 11, serve ora Sciarretta, che si accentra anche lui, capisce tutto Sigillino, ma è ancora buona per Canu, che si accentra, tenta il destro, ottima l'azione dei Stagni di Ostia, il rilancio di Gerardi. Ancora le medicazioni per un giocatore del WVT Roma Team. Giovannetti. Si è rialzato ora il numero 6. Monti ora restituisce il pallone a Marchegiani, ora a Sgaramella per Canu che si vuole girare, va da Pompei, ora per Carosi, ancora Canu, interviene Sisto, ma Persi cerca un filtrante, sul quale interviene Gerardi, ora De Paulis per Ciorciolini, riesce a intervenire Guarneri, recupera il pallone, cercano poi Sisto, interviene Giovannetti che sembra essersi ripreso del tutto, sul pallone riesce ad arrivarci forse Baldassarre, ma Marchegiani aspetta che il pallone esca, buon intervento del portiere dello Stagni di Ostia. Brutto lancio di Marchegiani, sul quale comunque arriva il Stagni di Ostia. Persi contro Cervelli, intervento è falloso del numero 6. Ora Giovannetti,
preferisce andare da Cervelli. Il lancio lungo sul quale interviene con il petto Carosi, non sbaglia però poi il disimpegno. Ancora il pallone per De Paulis che va da Monti, si libera bene di Caldarozzi, vuole andare al cross, lo effettua ora nella zona di Manelli. Il pallone finisce a Ciorciolini, può pensare al destro, poi si accentra sul sinistro e riesce a strappargliela il difensore dello Stagno di Ostia. Riparte ancora però il WT Roma Team con il pallone di figura verso Monti, può pensare al cross, la mette per Ciorciolini, l'intervento di Lucioli che è falloso, quindi sarà un calcio di rigore per il WT Roma Team e anche ammonizione per il capitano dello Stagno di Ostia. Sul pallone Ciorciolini, quando siamo arrivati al 27esimo di questa prima frazione di gara, l'evento che potrebbe cambiare la partita, il calcio di rigore assegnato alla W3 Roma Team sulla battuta Ciorciolini, che sistema ora la sfera. La rincorsa del numero 7. Parte ora Ciorciolini che trova il gol del 1-0 al 27esimo minuto del primo tempo. Il gol di Ciorciolini che sblocca la gara, in vantaggio il W3 Roma Team sul calcio di rigore. Si ripartirà ora con il punteggio che è cambiato grazie al calcio di rigore battuto da Ciorciolini e guadagnato anche dal numero 7 dopo un bel passaggio di Monti e una bella invenzione di figura. Canu va da Sisto che però si fa strappare subito il pallone da figura, quindi può ripartire Monti, aspetta l'aiuto di qualche compagno. Ora Sigillino che può andare a puntare l'area di rigore, cerca ancora Ciorciolini, viene fermato senza fallo secondo il direttore di gara, quindi si ripartirà ancora con il possesso della Stagni di Roma che mette la palla fuori con Caldarozzi per vedere le condizioni di Sigillino che era stato steso a terra. Ora Monti restituisce il pallone ancora a Marchegiani, non si può dire che la partita non sia correttissima nonostante il calcio di rigore che comunque non era un intervento cattivo ma solo in ritardo per prendere la sfera. Il lancio di Sgaramella nella zona di Caldarozzi che lascia scorrere il pallone, ma allora interviene De Paulis che va a rinvio direttamente in out, quindi si ripartirà con una rimessa in zona offensiva per la formazione in maglia rossa. Se ne occuperà Pompei. Ora Carosi si libera bene di Sigillino con un bel numero, poi addirittura pensa al tiro, la palla viene sporcata e Girardi si deve impegnare per non concedere un corner. Si è un po' spenta la pressione delle due squadre dopo un avvio con molte occasioni. Ora il rilancio di figura, attenzione, pallone per Manelli, interviene Lucioli e mette ancora in corner
ottimo intervento del numero 4, che è riuscito ad intervenire in anticipo sia su Baldassarri sia su Manelli. Ora Baldassarri, il pallone in mezzo, viene chiamato da Marchegiani, ma un fallo in attacco viene fischiato dal direttore di gara. Marchegiani verso Pompei, Caldarozzi la restituisce al numero 3, prova da Persi, Carosi che la gira di prima per Canu, ora Sciarretta è subito accerchiato dai giocatori del W3, se la cava in qualche modo, pallone per Persi, prova ad allargare per Caldarozzi, interviene in anticipo De Paulis, poi Pompei, ma pallone ancora per il numero 2 che riesce ad aprire verso Manelli, in mezzo c'è anche Sigillino, Manelli cerca di alzarla verso Monti che riesce ad arrivare sul pallone ma non riesce a metterlo in mezzo. Era comunque difficile vista la condizione precaria in cui c'era arrivato. Marchegiani nella zona di Ciorciolini e di Persi, alla meglio il numero 7 in maglia nera, ma poi Caldarozzi riesce a recuperare, cambia gioco nella zona di Marchegiani, addirittura che andrà ora a rinvio, anzi no, serve Sgaramella, buon pallone per Sciarretta che viene atterrato fallosamente. Pallone nella zona di Guarneri, anticipa tutti Giovannetti con la testa, è veramente molto bravo, recupera poi Sciarretta, senza fallo Fabiani, poi Baldassarri che va al cambio di gioco per Monti, ora Pompei per Caldarozzi, Persi cerca un filtrante sempre per Caldarozzi, ma il pallone è davvero troppo lungo, neanche con il motorino sarebbe potuto arrivare il numero 11 in maglia rossa. De Paulis verso Cervelli che rilancia per Sigillino, anzi Ciorciolini, Manelli interviene con la testa, poi torna da Figura che di prima intenzione cerca l'apertura per Monti, interviene Pompei ma concede comunque una rimessa in zona offensiva per la squadra di casa. De Paulis verso Ciorciolini che si accentra, poi cerca di servire Monti, il velo di Manelli che però non confonde Lucioli. Caldarozzi va al centro verso Canu, recupera Scafetti che viene fermato fallosamente da Sisto, battuta subito la punizione. Ciorciolini verso Manelli che sponda ancora per Figura, poi Lucioli la mette in mezzo, attenzione pericolosa per Ciorciolini che cerca il pallonetto ancora buona, il numero 7, la parata miracolosa di Marchegiani che evita il gol del 2-0, ottima occasione per il W3 Roma Team. Sisto si fa strappare il pallone da Giovannetti, ottima la prova del numero 6, poi l'intervento falloso di Persi che viene anche ammonito. Siamo arrivati al 35esimo del primo tempo, punteggio ancora di 1-0, anche se pochi istanti fa abbiamo assistito ad un'ottima opportunità
per la squadra di casa per effettuare il raddoppio. Parata miracolosa di Marchigiani. Sulla battuta di questo calcio di punizione Figura e Sigillino molto probabilmente andranno ad un cross, ad uno schema. Parte Figura, il pallone nella zona di Baldassarre, Marchigiani esce e non si fida della presa, quindi con i pugni mette direttamente in calcio d'angolo. Baldassarre va da Figura che può andare ora al cross, lo effettua sul secondo palo dove però non può arrivare nessun compagno. Marchigiani andrà ora al rinvio quando mancano meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Rinvia ora Marchigiani, subito Ciorciolini verso Monti che va al cross per Manelli, la palla passa, non riesce a interferire nessuno, poi Baldassarre non riesce nel tap-in. Pompei verso Caldarozzi che viene però depridato della sfera, il pallone passa per Manelli, poi di prima intenzione Sigillino cerca Baldassarre, la palla ancora per il doppio Roma Team, ma ora la recupera molto bene Canu che va rinvio nella zona di Sisto, poi De Paulis viene abbattuto da Caldarozzi. Cervelli verso Ciorciolini, ora Figura, sbaglia però le misure del passaggio, recupera quindi Sisto che la gira per Canu che va a cercare Caldarozzi, capisce tutto Cervelli e anticipa l'attaccante, poi Carossi torna dal portiere Marchigiani che la gioca verso Lucioli, ora verso Carosi, apre verso Sciarretta che si accentra ma se la deve vedere con Giovannetti, poi cade senza nessun fallo. Scafetti cerca il pallone alto, viene fischiato fuori gioco per il movimento di Manelli. Pallone verso Carosi che il lancio a trovare Sciarretta, addirittura però Scafetti riesce a girare addirittura per Baldassarre che va da Figura, lancia lungo nella zona di Monti, ottimo il passaggio di Figura, deve uscire Marchigiani in anticipo e viene anche premiato con il fallo fischiato ai suoi danni e commesso da Monti. Marco. Per Carlo.
Lucioli a rinvio dopo che Marchegiani ha ricevuto le cure del caso dopo l'intervento con Monti. Ora Sgaramella in avanti per... No, signore, in uscita! Dai, gliela vuole, dove Scara? Va bene? Anticipa Scafetti. Ora Baldassarre. Ma devi mettere vicini sua. Gino verso Figura che può impostare, gira per Ciorciolini che viene però fermato da Carosi che recupera bene, poi viene fermato falosamente. Lucioli viene bloccata da Girardi. Ora Giovannetti. La apre per Monti che stoppa, poi si gira. C'è vicino Cigillino per riuscire ad andare sul fondo. Monti ora cerca di servire Ciorciolini con il tacco, viene capito però dai suoi avversari. Ora entra bene Baldassarre, serve Figura che va da De Paulis che è tutto solo sulla fascia destra, va da Monti. Ora il numero 8 si fa strappare il possesso ma ottiene comunque un corner. Sulla battuta Figura, quando mancano 2 minuti e poco più alla fine del tempo regolamentare di questa prima frazione di gara, Figura la mette in mezzo dove interviene Giovannetti e trova un grandissimo gol con la testa. Dopo un'azione di calcio d'angolo Giovannetti trova il gol del raddoppio al 44esimo del primo tempo, 2-0 per il WT Roma Team. Cambiato nuovamente il punteggio, ora ci troviamo sul 2-0, ha raddoppiato Giovannetti, recupera Sigillino che però non si intende con Monti, vado io, vai te, non va nessuno dei due. La chiama Gerardi, la fa sua, la gira per Giovannetti, una prestazione solida del numero 6. Ora Figura sbaglia il rinvio, Sigillino strappa il pallone a Sgaramella, può ripartire, pallone in mezzo per Manelli, chiamato in fuorigioco Monti. Canu verso Carosi, riesce in qualche modo a passare, ora ancora Canu, andare da solo il numero 8. Cerca il pallone in mezzo ora per Guarneri che la gira per Sciarretta che rientra sul mancino, in qualche modo Giovannetti con Scafetti riescono a strappare il pallone al numero 7. Manelli per Sigillino, aspetta forse un po' troppo per aprire il campo, poi serve Ciorciolini, ora ancora Manelli, può puntare la difesa avversaria, Ciorciolini ancora dentro per Manelli, tenta il sinistro, pallone esce.
2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara in questo primo tempo. Dai Stefano, dai! Marchegiani a rinvio. Pallone verso Monti, anticipa tutto Pompei. Ancora il pallone per Monti, riesce a recuperare il WT Roma Team. Monti se la porta sull'esterno, interviene bene questa volta Lucioli in scivolata. De Paulis verso Monti con il petto, la addomestica, poi si gira, serve ancora De Paulis che va al cross basso, Lucioli interviene ma era presente Manelli nei paraggi, il rinvio sulle gambe di Figura, sui piedi di Figura che poi commette fallo e viene addirittura ammonito. Il rinvio di Lucioli nella zona di Persi, che riesce a girarla verso Caldarozzi, che viene fermato fallosamente da De Paulis. La battuta di Persi sul secondo palo la chiama Gerardi e su questa parata finisce il primo tempo, punteggio di 2-0. Inizia ora la seconda frazione di gioco, dopo che la prima si è conclusa sul punteggio di 2-0 per la squadra di casa, il W3 Roma Team. Ora Giovannetti verso Scafetti, va al lancio verso Manelli che in qualche modo riesce a toccare, poteva diventare buona per Monti ma anticipa tutti Lucioli, poi Marchegiani va al rinvio sul quale interviene Ciorciolini, serve quindi Sigillino, ora De Paulis che va da Figura che appoggia per Cervelli, ora Giovannetti ancora per Ciorciolini, lancio lungo nella zona di Manelli, Pompei si lascia anticipare, Manelli effettua un cross sul quale però non interviene nessun giocatore in maglia nera, anzi la stoppa Marchegiani. Può ripartire ora Canu, la gira verso Sisto che cambia gioco verso Sciarretta e con il mancino cerca di aprire, interviene De Paulis ma arriva Sisto che prova il calcio. Giovannetti la porta il numero 6, si fa vedere Ciorciolini, viene servito però Scafetti, Manelli buon 1-2 con Sigillino, può andare al tiro il numero 10, lo effettua, il palo che gli nega la gioia del gol, il 3-0 per il WT Roma Team, ottima occasione.
cambio di Marchegiani nella zona di Caldarozzi, che svetta con la testa, trova Persi che però poi concede il pallone a Ciorciolini. Gerardi va da Giovannetti, ora Scafetti che va da Monti, si perde il pallone, lo recupera, poi trova Scafetti che va al lancio nella zona però del solo Lucioli e di Marchegiani, quindi può ripartire lo Stagni di Ostia. Pallone verso Carosi che gira per Pompei, pressato da Baldassarre, il tacco di Caldarozzi, la palla può essere buona per Baldassarre che supera Lucioli che si era tenuto in scivolata, la palla in mezzo verso Monti che non riesce però ad arrivarci. Pallone verso Carosi, ora Persi per Canu, servito Sisto con il tacco cerca nuovamente Canu ma trova figura, ora recupera Cerciolini, gira verso Baldassarre che aspetta la sovrapposizione di De Paulis e poi torna indietro, ora serve Ciorciolini, la chiama Monti per invece andare da Manelli, il numero 7. Manelli con prepotenza entra in area di rigore, effettua un tiro che viene messo in out, in corner da Carosi. Figura sulla battuta di questo corner, la palla in mezzo a cercare il solito Giovannetti che già ha messo il timbro in questa gara. Ora Manelli tenta la girata, interviene Marchegiani ma Giovannetti era in posizione di offside, quindi il tiro di Baldassarre era a gioco fermo. Manelli a terra ma ora si rialza. Pallone verso Carosi, pressato da Sigillino, costretto ad un rinvio affrettato che infatti si perde in out. Con il petto figura, ora Baldassarre che va a cercare Monti, interviene Sgaramella, poi Pompei insieme a Persi che si accentra, trova Carosi, la gira verso Lucioli, Caldarozzi cerca di liberarsi di Ciorciolini con un gioco di gambe, poi torna indietro da Carosi, ancora per Lucioli, Pompei fa un movimento in profondità, viene servito Caldarozzi che poi gira per Persi, viene pressato da Sigillino, si rifugia da Canu, cerca di liberarsi di due avversari, poi trova Sisto, cambia gioco, ora ancora per Canu, cerca un passaggio filtrante che non viene però capito dai suoi compagni, quindi si ripartirà da Gerardi che ora andrà a rinvio. Noi siamo arrivati all'8° del secondo tempo, ancora il punteggio di 2-0, entrambe le marcature avvenute durante i primi 45 minuti, entrambe da calcio piazzato, il primo sul rigore, il secondo su calcio d'angolo, proprio allo scadere. Ora il fallo.
Pompei allarga, Scafetti si fa superare, può arrivare Sciarretta, non riesce a tenerla in campo, anzi sì, sarà corner. Del quale si occuperà proprio il numero 7. Batte ora Sciarretta, il pallone in mezzo sul quale cerca di arrivare Caldarozzi, poi spazza Scafetti, pallone verso Monti che cerca di superare Canu che lo anticipa e gli strappa via il pallone. Ora Persi con l'esterno verso Caldarozzi, esce Girardi molto bene e anticipa il numero 11 in maglia rossa. De Paulis verso Baldassarre che anticipa Pompei, poi la gira De Paulis, viene forse fermato fallosamente De Paulis, non viene ravvisato per il fallo dal direttore di gara, quindi Canu può ripartire, pallone in mezzo, Cicciolini anticipa Caldarozzi, riparte velocissimo il numero 7, cerca poi di servire Manelli, ancora il pallone fra le gambe di Ciorciolini, può andare fino in fondo il numero 7, cerca la doppietta personale, viene atterrato e sarà il secondo rigore della gara, questa volta il fallo commesso da Persi che viene anche espulso, quindi in inferiorità numerica con un rigore concesso. Ottima azione di Ciorciolini che ha seminato il panico nell'area di rigore dello Stagni di Ostia. Sulla battuta questa volta Monti. Parte ora Monti che spiazza Marchegiani e porta il risultato sul 3-0 quando siamo arrivati al 10° del secondo tempo. 3-0 per il W3 Roma Team. Esce Sisto e al suo posto entra Marongiu. Ora Lucioli si trovano anche in inferiorità numerica in questo momento i giocatori dello Stagno di Ostia. Stagni di Ostia. Sembra in cassaforte il risultato per il W3 Roma Team, che però non deve comunque abbassare la guardia. Caldarozzi riesce a colpire ma non a servire alcun compagno. Ora Ciorciolini in palleggio, si libera di Caldarozzi, poi viene però depredato della sfera. Caldarozzi poi commette fallo. Palla in mezzo, un fallo in attacco commesso dallo Stagni di Ostia. Giovannetti, ora Ciorciolini che va al lancio nella zona di Monti che riesce a stoppare, poi detta il passaggio a Manelli, serve De Paulis che va al cross, al cambio di gioco nella zona di Baldassarre che stoppa, poi può puntare Sgaramella che riesce ad anticipare, a colpire, poi va al tiro Baldassarre, si perde però fuori. Batte ora
Marchegiani. Ottimo l'aggancio di Ciorciolini. Ora De Paulis ad impostare l'azione offensiva, trova Figura che torna indietro da Giovannetti, si libera bene di Marongiu, serve ancora Figura che va al passaggio alto nella zona di Baldassarre, che può impegnarsi ed arrivare sulla sfera. Gli si frappone Consiglio, che in qualche modo riesce a fermare Baldassarre. Consiglio è penetrato anche lui, il numero 14, il numero 13. La palla è buona in area di rigore. Sigillino cerca di giocarla. È entrato Consiglio al posto di Sgaramella. E Marongiu al posto di Sisto. Tutto corto il corner, pallone ora per Baldassarre, fatto il cross, indirizzato verso Monti, stoppa De Paulis che tenta il destro, però si perde fuori. Esce Sigillino. Al suo posto Tonni. Il lancio Marchegiani, interviene Marongiu, Cervelli si rifugia da Gerardi, servito ora De Paulis, poi Tonni ancora verso De Paulis che va da Monti, che può effettuare il cross, lo finta, poi torna indietro da Ciorciolini che può puntare, la difesa avversaria si allarga, poi cerca di prendersi il fondo quando riesce a tenere il pallone in campo. Cervelli riesce a svettare di testa, poi Manelli cerca la sponda per Tonni, la palla finisce però a Carosi che apre molto bene nella zona di Caldarozzi che riesce a stoppare, ora deve puntare De Paulis, cerca di accentrarsi, cerca un gioco di gambe, si porta però sull'esterno, ora effettua un bel cross che attraversa tutta l'area di rigore, viene ora raccolto da Scafetti che può far ripartire il 2+3 Roma Team. Il lancio nella zona di Manelli che lascia scorrere, poi Lucioli è più veloce. Pallone verso Canu che si può girare il velo di Caldarozzi per favorire Marongiu. Ora Monti pressato da Pompei, la gira per Canu, Ciorciolini verso Figura, apre molto bene nella zona di Baldassarre che può arrivare sul pallone, lo mette in mezzo per Tonni che può servire ora a Monti, lo fa, il numero 8 raccoglie il passaggio, può puntare Lucioli, cerca e trova Manelli che la lascia a Figura che tenta il sinistro, si deve allungare molto bene Marchegiani per evitare il 4-0, ottima parata dell'estremo difensore degli Estranei di Rostia. Pallone verso Consiglio che sbaglia però lo stop e concede subito una rimessa in zona offensiva. Scafetti verso Manelli, ora Cervelli, Caldarozzi alla meglio sul numero 5, poi con un tacco cerca di portarsela in avanti, sbaglia però le misure. Baldassarre viene fermato fallosamente.
figura, cambia gioco, addomestica De Paulis, serve Ciorciolini, ora Tonni, Manelli cerca Ciorciolini, capisce tutto, Carosi, la gioca ora per Canu, ancora per Carosi, bello il disimpegno degli Stagni di Ostia, il rilancio di Pompei sul quale interviene Giovannetti con la testa, poi con il petto, ottima la sponda di Manelli, ancora il pallone verso il numero 9, interviene in scivolata Lucioli, può ripartire quindi Consiglio, ora Canu, verso Carosi che torna da Pompei, ancora da Carosi, cerca il tacco, riesce per colpire il pallone, De Paulis verso Monti, cerca Manelli, Pompei verso Lucioli che cambia gioco nella zona di Guarneri in posizione arretrata, Giovannetti con il petto molto elegantemente verso Scafetti che viene pressato però da Sciarretta, recupera figura, cambia gioco nella zona di De Paulis che è a campo, cerca di rientrare Caldarozzi con il tacco, ottima il servizio verso Tonni, ancora verso Manelli che viene fermato da Lucioli, ancora il numero 9 che cerca il gol e la doppietta personale di Manelli, anzi il primo gol del numero 9 che trova così il 4-0 per il WP3 Roma Team al 20° del secondo tempo. Si riprende ora sul punteggio di 4-0. Gli Stagni di Ostia stanno anche in inferiorità numerica. Lucioli verso Guarneri che si è spostato in zona difensiva. Caldarozzi con la testa a cercare Pompei, in qualche modo riesce ad arrivarci il numero 3. Ora serve Sciarretta che si accentra, andare al tiro, lo effettua, nessun problema per Gerardi. Ora Scafetti cerca l'apertura verso Manelli, può arrivarci il numero 9, ora deve puntare Guarneri, non si fa però superare il numero 10 della formazione ospite, ora Baldassarre molto elegantemente supera Guarneri e Consiglio, il pallone può arrivare ancora a Manelli, arriva a Ciorciolini che può effettuare il tiro, se la porta sull'esterno, poi cerca di metterla in mezzo, ancora buona, può recuperare il numero 7, serve ora Monti che effettua un cross, che era una via di mezzo fra un tiro e cross, ottima comunque la palla messa in mezzo di Monti, non riesce ad arrivarci Tonni, ma ogni volta che riparte la squadra di casa crea un'occasione pericolosa. Canu Sciarretta, ora accentratisi, non fa più l'esterno, alto, ma sta facendo il centrocampista in zona centrale. Guarneri cerca l'apertura, viene chiamata da Gerardi che la fa sua, poi serve De Paulis che ha molto campo, stavolta serve Monti che deve superare Pompei, cerca un bel cross nella zona di Baldassarre, Lucioli, pallone rischioso verso Guarneri che si disimpegna bene, il pallone finisce però a Tonni che non riesce nello stop, recupera ancora Lucioli, serve Pompei,
ancora per Lucioli. Era partita bene la formazione ospite che nei primi 5 minuti aveva messo sotto il W3, poi però è uscita tutta la sobrietà tecnica della squadra di casa e ha stradominato De Paulis verso Monti. Ciorciolini rientra, poi Manelli, il fallo battuto subito, pallone verso Manelli che si allarga, poi la mette in mezzo, un pallone molto interessante, protegge l'uscita Canu. Gli ultimi 20 minuti della stagione Guarneri si complica un po' la vita, poi la gira verso Lucioli, ancora per Guarneri che cerca un esterno e trova in modo perfetto Caldarozzi. Gioca con la suola, si libera bene di Monti, si porta sull'esterno il numero 11, rientra nuovamente. Ora Ciorciolini viene pressato e viene anche fermato da Sciarretta che si prende anche il secondo giallo e l'espulsione per questo fallo, quindi in 8, anzi in 9 lo Sagni di Ostia. Figura tempo, esce Gerardi ed entra Benvenuto. Sulla battuta Figura che preferisce non andare in aria ma servire Giovannetti che allarga verso Scafetti. Si allarga Baldassarre, può andare al cross, viene fermato, pallone in calcio d'angolo. Già in 10 contro 11 era stradominata i Sagni di Ostia, ora si trova anche in 9. Figura può andare al cross, lo effettua, Murato nuovamente, quindi ancora corner. Pallone verso Scafetti che va al cross verso Monti, cerca il tiro al volo, sarebbe stato un gol epocale. Lucioli De Paulis verso Monti, ora Manelli, Ciorciolini, ancora per Manelli, ora Figura, ancora per Manelli, Ciorciolini cerca di servire ancora il numero 9, capisce tutto Pompei e può ripartire, ora Canu, può andare da solo Canu, ma colpisce Figura, recupera quindi Monti, ancora per Figura.
figura ora per Ciorciolini, può pensare al tiro, lo effetto viene anche sporcato, ma Marchegiani lo fa suo. Pompei ora per Lucioli, chiama un movimento dei suoi compagni che però non lo accontentano. Ora Canu cerca l'apertura verso Marongiu, interviene Giovannetti che ha disputato una partita perfetta finora. James. Ciorciolini verso Monti che la lascia a De Paulis, poi Manelli ancora verso Ciorciolini. Manelli detta il movimento Baldassarre, non viene però accontentato da Manelli. Ora ancora figura, recupera la formazione ospite con Canu, cerca il filtrante. Si ferma il gioco perché Canu si è infortunato. Signore, posso chiederle una cosa? Ci può entrare qualche ragazzo della squadra per la fine della partita? Ok, grazie. Arrivati, devo morire la palla, Signore! È uscito figura al suo posto Nicola Sigillino con il numero 18. Giovannetti ora per Ciorciolini, Tonni, Pompei con la testa per Lucioli, ora per Cano che sembra essersi ripreso dopo l'infortunio alla caviglia. Caldarozzi ancora verso Canu, Carosi per Caldarozzi, apre per cercare Consiglio che riesce a recuperare, recupera Sigillino per un attimo, concede poi rimessa. Mancano 13 minuti alla fine dell'incontro, punteggia ancora di 4-0 per il WV3 Roma Team che si trova anche sopra per due uomini, visti la doppia espulsione tra le fila dello Stagni di Ostia per Persi e Sciarretta. Ora il cambio di gioco nella zona di Pompei.
Pompei verso Lucioli. Ora Carosi verso Marchegiani, che va a rinvio lungo, per quale interviene Scafetti in anticipo su Consiglio, concede per una rimessa. Guarneri nella zona di Consiglio, che può puntare la difesa avversaria, la gira per Caldarozzi, che riesce con un bel numero a superare due avversari, poi si porta sul fondo, ottiene un calcio d'angolo. Ottima l'azione del numero 11. Pallone all'indietro verso Marongiu, può ripartire ora Sigillino, che serve Monti sulla corsa, si deve liberare però di Canu, che riesce con un bel intervento a strappare via il possesso. Ora Lucioli, serve Consiglio, che va al centro, dove però c'è solo Giovannetti. Poi Tonni sbaglia l'appoggio verso Scafetti, quindi si ripartirà da una rimessa in zona offensiva, questa volta per gli Stagni di Ostia. Consiglio sulla sfera, serve Canu, che si gira, crossa con il mancino Giovannetti. Ora il fallo. Guarneri sulla battuta di questo calcio di punizione, quando siamo arrivati al 36esimo. Batte Guarneri, va dritto in porta, benvenuto, lascia scorrere e andrà ora a rinvio. Ciorciolini viene prestato da Marongiu, la gira verso De Paulis, che può salire, gira per Manelli, che di prima intenzione cerca Baldassarre, anticipa tutti Carosi. Ancora De Paulis verso Baldassarre in posizione regolare, può superare il portiere, che però esce, pallone troppo lungo. Ora Lucioli, Lucioli verso Pompei, ancora per Lucioli, che va da Guarneri, prestato da Manelli. I ritmi si sono notevolmente abbassati, anche perché la formazione ospite si trova sotto di 2 uomini, 24 reti. E questa è l'ultima di campionato. Il fallo ora di Cervelli. Bravo il tiraggio! Il tiraggio! Carosi cerca Consiglio, che però non si aspettava questo pallone largo, quindi si era accentrato. Si ripartirà da una rimessa in zona difensiva. Anticipa tutti i Tonni, anzi Baldassarre, però con un fallo.
sulla battuta Consiglio. Il pallone in mezzo di Consiglio verso Guarneri, anticipa tutti i Giovannetti che con la testa è veramente micidiale. Può ripartire ora velocissimo Baldassarre che viene fermato da Caldarozzi in modo legale, secondo il direttore di gara. Riparte Lucioli sulla destra sempre per Canu che trova Carosi che cerca di metterla in mezzo. La sponda sbagliata di Marongiu per favorire Caldarozzi. Ora Monti va da Manelli. In mezzo Baldassarre, viene servito il numero 11 che stoppa, può andare al tiro e trova il gol del 5-0 al 40° del secondo tempo. Marchegiani ha provato ad intervenire ma non è riuscito ad evitare il gol del 5-0. Si riparte ora sul 5-0 quando mancano poco più di 5 minuti alla fine dell'incontro. Punteggio in cassaforte. C'è stata solo una squadra in campo dal gol del 1-0 in poi. Riesce ad intervenire Caldarozzi e comunque è stato uno dei più propositivi della sua squadra. Ora Baldassarre cerca Manelli, in qualche modo Lucioli riesce a stopparlo. Sarebbero stati 3-0 se avessero passato Lucioli. Ora Pompei che litiga però con il pallone, concede una rimessa in zona offensiva alla W3. Hanno mollato i giocatori ospiti. Comunque non si giocavano niente quest'oggi. Monti, il cross in mezzo, Marchegiani esce con molto coraggio, vista la presenza di Sigillino. Canu può ripartire il numero 8, anche lui fra i più propositivi di questa squadra. Cervelli blocca l'azione. Monti va da Manelli, sponda per Ciorciolini che riesce a servire Tonni che allarga verso Sigillino. Sigillino può puntare, Lucioli ce la fa, poi effettua un tiro, Marchegiani ottimo in due tempi, la palla è ancora là. Poi Manelli trova il gol del 6-0 al 43° per il W3 Roma Team. Marchegiani è riuscito a disinnescare il tiro di Sigillino, poi però la palla è restata in zona offensiva. Lucioli verso Pompei che torna da Guarneri. Caldarozzi prova a farsi vedere in zona offensiva ma Guarneri non riesce a servirlo. La pressione di Baldassarre. Ora Canu per Carosi, viene pressato a sua volta da Giovannetti. Può ripartire nuovamente il W3 con Tonni che supera bene
Guarneri, poi Lucioli è attento. Pallone verso Caldarozzi, recupera ancora Consiglio, Guarneri può pensare al tiro, la parata di Benvenuto. Monti cerca il cambio di gioco sul quale riesce a tornare Consiglio, ora Carosi tenta il tiro, murato da Giovannetti, ora ancora Monti con il tacco per Baldassarre. Quando siamo arrivati al 44esimo vedremo se ci sarà il recupero. Marchegiani ora Lucioli verso Guarneri che torna indietro da Marchegiani. L'impressione è che questa sia l'ultima azione della partita, vedremo. Canu prova ad imbastire un'azione offensiva, ma si conclude qua la partita e la stagione con la vittoria netta del WT Roma Team per 6-0 contro lo Stagni di Ostia.